una sala giochi. E io ricordo ancora le immagini terribili, perché l'ho viste, di quei bambini buttati nelle pozzanghere di sangue, bambini uccisi da altri bambini, e le urla delle madri di quei morti. Poi sono stati arrestati altri ragazzini e tragedia. Allora io ho detto basta, non vado più all'estero, voglio stare nella mia città, voglio acquisire, fare mie le esperienze e aiutare questa città. Da allora ho cominciato una battaglia antimafia importante, e quando venni eletto sindaco poi l'11 marzo del 2003 fu una svolta per Genova. In 6 anni, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla una delle associazioni antirate più forti d'Italia, insieme alla magistratura, in Sicilia, a Gela sono stati arrestati durante il periodo del mio mandato 960 mafiosi e estrattori. Sono una cifra incredibile. E altro che non voglio fare il poliziotto e la farina e noi facciamo il pane con la farina che abbiamo. Guardate che non è stato facile per me fare il pane con la farina nuova, perché ci ho messo a rischio la mia vita, sono 10 anni di vita blindata, ovunque vada, a Bruxelles, a Strasburgo, in Italia, in Sicilia, e guardate, non affacciarsi dal balcone di casa da 10 anni non è una cosa carina proprio. E io ho messo tutta la mia vita in questa cosa e voglio mettere oggi questa mia vita a disposizione dei siciliani e della Sicilia, perché questa è l'isola più bella del mondo e noi dobbiamo fare la rivoluzione della vita, la rivoluzione della dignità, orgogliosi di essere siciliani, catanesi, gelesi, palermitani, orgogliosi. E il nostro orgoglio quante volte è stato offeso? Quante volte è stato offeso l'orgoglio dei siciliani? Io a Bruxelles il 9 maggio scorso ho fatto una manifestazione in ricordo di Peppino Impastato. Ne ho fatte tante in questi anni in Belgio, in Francia, in Germania, per fare capire in Europa che non siamo i siciliani mafiosi, ma che ormai la mafia è un fenomeno internazionale, dobbiamo combattere con sistemi nuovi. E ho incontrato lì una famiglia di Palagonia, e dal 1944 che sono a Bruxelles mi hanno detto, quando noi siamo arrivati qui a Bruxelles in Belgio non ci parlavano i belgi, e quando usciva, ne ho parlato con Luigi Berlinguer, che è mio collega parlamentare, fratello Enrico, cugino di Enrico Berlinguer, mi ha detto, lo sai, guarda che io quando sono andato a vedere le miniere in Belgio nel 73 c'era scritto l'uscita per i belgi e l'uscita per i siciliani. Non vi dico un'altra frase per i siciliani e degli animali che non potevano uscire. Mi vergogno e mi fa dolore persino perché è pesante. Ebbene, noi siciliani che per l'onore siamo disposti a dare la vita, siamo sistematicamente sullo scenario internazionale considerati la terra di Provenzano, la terra di Rina, e poi la terra che esprime i presidenti della regione che vengono inquisiti o vengono arrestati per mafia. Io ho molto rispetto per la terra che dicono, perché ho molto persino rispetto della dignità con cui Cuffaro sta scontando la sua pena senza dire una parola, e si rispettano gli uomini, si rispetta la loro storia, così come ho molto rispetto per la licenza giudiziaria di Lombardo, e mi auguro che lui possa chiarire ogni cosa. Però guardate, noi delle cose le dobbiamo fare, perché noi non possiamo rischiare per la terza volta che lo stesso sistema di potere che ha espresso il potere di Cuffaro e il potere di Lombardo si riproponga anche questa volta con 2 gambe e con 2 candidati diversi, si riproponga a dare la continuità a quell'accio che è stato fatto. Allora, come comportarsi? Che fare?